Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, le voci sono tornate qui sulla mongolfiera di Radio Nostra, il Giro del Mondo in 80 giorni, 23esima puntata. Con me c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti. E con noi adesso c'è anche Stefano. Ciao Stefano. E anch'io saluto tutti quanti, buonasera a tutti. Bene, sei salito anche tu, andiamo col primo brano, che è In piedi. Noi stiamo in piedi sulla navicella e quindi ci ascoltiamo In piedi di Alice Caronna. Davvero credi che non lo capisco? Non posso chiederti di aspettarmi nello stesso posto, ancora nello stesso posto. Davvero pensi che non ci arrivo? Che sei stufa di avermi vicino e poi vedermi sparire? Ma lo vuoi capire? Non capisco più niente, dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazza, mi ripeti. Ora ti dico cosa penso io. Dietro una scelta ci sono infiniti stati d'umore. Ma cosa vuoi per colazione? Non mi aspettavi qui nella tua stanza, non sono i chilometri a determinare la nostra distanza, ma è la mia decadenza. Non capisco più niente, dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazza, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare, lasciami in pace per favore. Ma non lo vedi, che non sto più in piedi. Dentro la mia testa nessuno mi sente. Ma tu sei pazzo, mi ripeti. Non c'è più spazio per amare, lasciami in pace per favore. Ma non lo vedi, che non sto più in piedi. In piedi Alice Caronna, anche noi stiamo in piedi sulla navicella e con noi abbiamo la nostra prima ospite, la dottoressa Silvana D'Alto. Buonasera, ciao. Ciao a tutti. Benvenuta Silvana. Grazie, molto contenta di salire in mongolfiera. Bene. Allora, siamo a Milano, no? Con la mongolfiera? Sì, allora, la scuola di psicanalisi freudiana che io rappresento qui questa sera ha la sede effettivamente a Milano, in via Lentasio numero 7. Vi presento un po' la scuola. Sì, La sì. scuola
Esiste dal 1983, è stata fondata da Franco Baldini e io sono anche cofondatrice, quindi evidentemente abbiamo una certa età, ma questa scuola è di indirizzo freudiano e insomma ci sono tutta una serie di aspetti, diciamo, che ci caratterizzano, ecco, e che mi fa piacere appunto sui quali mi fa piacere di dire qualche cosa, proprio perché il panorama psicanalitico in particolare e anche il panorama psicologico e psicoterapeutico in generale è un panorama, diciamo, che deve essere suscettibile di alcune critiche, insomma, delle quali parlerò questa sera. Insomma. Quindi con Silvana parliamo di psicanalisi. Parliamo di psicanalisi, esatto, appunto. Io rappresento la scuola di psicanalisi freudiana. Diciamo che appunto noi come scuola abbiamo sempre avuto insomma, negli anni un atteggiamento abbastanza critico nei riguardi delle associazioni psicanalitiche oggi esistenti e non solo diciamo le associazioni psicanalitiche esistenti in Italia, ma più in generale. Voglio spiegarmi un attimo appunto su questo problema, perché tra le altre cose, una cosa che si dice abitualmente, diciamo, è che Freud sarebbe superato, che adesso ci sono altri tipi di psicoterapie, poi ci sono tutti gli indirizzi della neurofisiologia che evidentemente superano tutto questo, e poi c'è l'intelligenza artificiale e i progressi appunto della neurobiologia, insomma, che sembrano aver mandato in cantina la psicanalisi. Non c'è molto tempo, quindi dovrò, diciamo, cercare di dire abbastanza così, insomma, molto stringatamente, insomma, quello che voglio cercare di far capire. Ma in ogni caso, quello che noi invece abbiamo pensato e pensiamo come scuola è che si tratta invece di riprendere proprio integralmente, ed è quello che noi abbiamo fatto in questi più di 40 anni della nostra esistenza, di riprendere integralmente il progetto di Freud, che ha costruito appunto la psicanalisi come una scienza naturale, è vero, e certamente si tratta di riprendere questo progetto, seppure aggiornandolo, diciamo, con strumenti nuovi, con nuove discipline che magari sono sorte anche nel frattempo e che al tempo di Freud non c'erano, con le quali è necessaria anche un'interlocuzione, però evidentemente il nucleo del lavoro di Freud, diciamo, è assolutamente fondato, e si tratta in qualche modo appunto di riprenderlo, perché se ci sarà modo in questa occasione oppure in altre anche di far vedere più in dettaglio la cosa, vedremo che il progetto di Freud è di una modernità davvero straordinaria. Io volevo un attimo capire. Sì. Quando uno deve andare in psicanalisi? Ecco, I allora, motivi perché uno dice, beh, adesso faccio la psicanalisi. ecco, dunque, guarda, la questione è questa, no? Spesso si dice uno appunto non si sente bene, eccetera, eccetera, allora va dallo psicanalista, si dice questo. Ah, In realtà c'è una questione che devo sottolineare subito e che pone anche la differenza, diciamo, tra quella che è l'esperienza della psicanalisi e l'esperienza, per esempio, delle altre psicoterapie. Cioè, andare in psicanalisi perché uno dice voglio star male, voglio tirarmi via il malessere che ho, eccetera, eccetera. Per carità, questa è sempre una motivazione che magari può spingere uno
maggiormente, insomma, no, ad affrontare un'esperienza, perché magari uno può avere, che ne so, o dei sintomi somatici, oppure può avere delle fobie, per esempio avere paura di affrontare, non lo so, degli spazi aperti, oppure di altre cose, eccetera, eccetera. Allora, oppure anche così, delle ossessioni, ci sono anche queste, eccetera. Allora, il problema qual è? Che se una persona non ha una motivazione conoscitiva, non è il caso che affronti l'esperienza della psicanalisi. Cioè, uno, se è solo per togliersi il fastidio che ha, il malessere che ha, non è il caso che faccia una psicanalisi. Tant'è che se una persona viene da noi e ci dice ho questo e quest'altro, vorrei cavarmi via, se non ha una motivazione anche di tipo conoscitivo, allora noi non la prendiamo neanche in analisi, diciamo che può andare dove vuole, ma che non è l'esperienza che evidentemente sarà il caso appunto di fare con noi. Allora, questo perché? Perché quello che differenzia fortemente, diciamo, l'esperienza della psicanalisi dalle altre psicoterapie è il fatto che quello a cui si mira nella psicanalisi è una verità di quelli che sono i processi inconsci, dei quali il soggetto non è neanche a conoscenza, ma che evidentemente sono quelli che motivano in qualche modo anche lo stato di malessere o di disagio o di quello che costituisce, diciamo, che è quello che magari lo motiva. Allora, verità, ecco, questa è una parola grossa. Questa è una parola grossa, oggigiorno nessuno parla più di verità, l'importante è, siamo in una società degli influencer, voglio dire, per cui l'importante è influenzare. È vero? E allora uno potrebbe anche dirmi, beh, l'importante è che uno mi influenzi bene, ma qui c'è un problema grave invece in questa cosa qua, perché noi abbiamo a che fare con dei soggetti, con delle persone che hanno una libertà prima di tutto, e io mi permetto di influenzarli, di fare l'influencer, di dire quello che uno deve desiderare, volere, fare, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che non esiste, perché prima di tutto noi dobbiamo pensare di rispettare quella che è la libertà del soggetto, ma la libertà la si rispetta soprattutto nel momento in cui uno è a conoscenza effettiva di quelle che sono le sue problematiche inconsce, perché altrimenti uno non ha nessuna libertà. Voglio dire, se io non so perché faccio una cosa, perché ho un sintomo, poniamo, no? E questo mi intriga, ma io non so perché faccio questa cosa, io posso anche dire, beh, sei libero, no? Eccetera. No, uno non è libero, perché quello che farà sarà sempre quello che è portato in qualche modo dai suoi sintomi, perché purtroppo i sintomi hanno questa maledetta tendenza, diciamo, a ripetersi e a influenzare molto la vita affettiva, lavorativa, magari tutte le relazioni etiche anche di un soggetto, eccetera. Quindi evidentemente bisogna tenere conto prima di tutto della verità, e poi quando abbiamo raggiunto questa verità evidentemente il soggetto deve essere lasciato in qualche modo libero di decidere anche come portare avanti questo cammino di verità che evidentemente ha conquistato, perché si tratta di una conquista, e di una conquista anche complessa e anche difficile e anche, diciamo, impegnativa dal punto di vista anche affettivo, diciamo così, no? Perché a volte ci sono anche dei momenti dolorosi che si affrontano nell'analisi, eccetera. Quindi questo è un po', diciamo, uno degli aspetti importanti, insomma. Questa questione della verità, però, vorrei precisare una cosa che è importante. Purtroppo in questo momento, nell'ambito, diciamo, generale delle psicoterapie, la questione della verità non interessa più a nessuno. Praticamente siamo veramente pochi, diciamo, con Freud, no? Che
ci ispiriamo a questo principio assoluto, insomma, no? Nel condurre le analisi, perché appunto quello che basta è un po' di suggestione, quello che si chiama il placebo, no? Cioè basta influenzare un po', metterci un po' di empatia, quella che si chiama l'empatia, e sembra che tutto vada via. Allora, il problema è che questa cosa qui della suggestione c'è anche nelle analisi, c'è anche in psicanalisi, ma appunto il problema è semmai come si può fare a toglierla, cioè come si può fare a distinguere in un intervento che fa che un operatore psichico, diciamo così, fa, qual è che cosa è dovuto alla suggestione, che cosa è dovuto invece all'intervento effettivo sulla psiche del paziente, quindi l'intervento di verità che noi cerchiamo di portare avanti. Questo è molto importante, evidentemente, perché questo proprio ci pone, diciamo, nella condizione, insomma, no, di mettere in primo piano, diciamo, anche proprio una questione etica, insomma, nel fare il nostro lavoro, perché altrimenti siamo semplicemente distributori di caramelle, insomma, ecco, e di niente altro. Siamo sul discorso della verità, ma l'intervento, cioè quando raggiungiamo la verità, è un po' difficile da capire, no? Dunque allora su questo io devo dire che ho un particolare senso di orgoglio, perché nella nostra scuola, proprio Franco Baldini, che è appunto il direttore scientifico della nostra scuola, ha elaborato ancora più di 20 anni fa un metodo di controllo di quelle che sono le costruzioni che si fanno durante l'analisi, diciamo, no? E che servono appunto per far capire al soggetto, no? Qual è la problematica nella quale questo soggetto si trova. Allora, voi sapete benissimo, insomma, no, che nell'ambito delle scienze la cosa principale, proprio quella senza cui non c'è una scienza, insomma, uno può avere tutte le idee che vuole, ma se non c'è un metodo sperimentale per controllare le ipotesi teoriche che uno fa, senza quel metodo sperimentale non c'è scienza. Allora, il problema di tutte le discipline psicologiche, diciamo così, è che effettivamente un metodo di controllo non ce lo avevano. Allora, Freud aveva dato delle indicazioni in un testo della sua opera in modo tale da poter capire in quale direzione andare per costruire questo metodo di controllo. Franco Baldini, che evidentemente al quale tutto il mondo psicologico, diciamo, dovrebbe essere grato per questo, ha appunto elaborato un metodo di controllo, il che significa che nel corso delle analisi stesse, è un metodo, diciamo, intraclinico, non c'è tempo adesso per poter entrare nello specifico di questa cosa, ma voglio dire, è un metodo che ci consente di verificare proprio da un lato se la costruzione è vera o falsa, la costruzione che proponiamo, e in secondo luogo se ci consente anche di togliere l'aspetto suggestivo, e quindi in pratica che quello che noi proponiamo al paziente è effettivamente una costruzione vera. Dopodiché, nel momento in cui, allora questa non è una cosa che si fa una volta per tutte nell'analisi, l'analisi è fatta di svariati momenti, cioè vengono fatte delle interpretazioni, vengono compresi, diciamo così, il senso dei sintomi, i sogni vengono analizzati, eccetera, eccetera. Pian piano, attraverso questo lavoro, si giunge, diciamo, no, a formulare delle ipotesi teoriche su quello che può aver determinato quel certo contenuto psichico. Molto importante, perché evidentemente di solito è qualcosa di estremamente problematico
benefico per la vita del soggetto e lo comunichiamo al paziente, dopodiché c'è tutto appunto il dispositivo sperimentale viene applicato e si giunge a verificare, a controllare, diciamo, l'ipotesi che abbiamo fatto, in qualche modo a falsificarla, come si dice normalmente nelle scienze, insomma, no? E poi evidentemente fatto questo pezzo di lavoro ce ne sarà un altro finché alla fine si giungerà ad avere dipanato quella che era la struttura, diciamo, la struttura inconscia, no, della problematica che il soggetto aveva portato. E a quel punto il soggetto deve essere libero se scegliere, diciamo, di che cosa fare, insomma, no? Di questo contenuto che lo ha così intralciato anche nella sua vita, perché teniamo conto che per lo più la nevrosi è un pezzo di vita infantile che viene a trasporsi nella vita adulta del soggetto e che vuole soddisfacimento e che in qualche modo, diciamo così, si comporta come se lo volesse a tutti i costi, eccetera. Quindi è qualche cosa che intriga molto, perché voglio dire, il soggetto ci è anche molto legato, perché ci è legato da una vita a certe forme di appunto a queste modalità della vita psichica. Ecco, è molto in soldoni, quello che ho detto, richiederebbe magari anche degli approfondimenti specifici, però appunto questo è quello appunto che si deve giungere in qualche modo a fare e che nessuno fa. È quello il fatto, che nessuno fa, perché basta un po' di suggestione, basta un po' che il paziente si convinca un attimino di qualche cosa che noi gli abbiamo detto e tant'è. Mentre invece il problema qual è? Che quando tu comunichi qualche cosa e fai suggestione, a quel punto hai solamente dei risultati che sono profondamente instabili, mentre invece quello a cui si deve mirare evidentemente è a una soluzione della nevrosi, no? È vero. Ascolta Silvana, adesso mentre parlavi mi sono venuti in mente un po' di film, perché questa è la mia esperienza con la psicanalisi, è limitata a questo. Allora, prova a dirmi quale di questi stereotipi hanno un po' di fondamento. Allora, la psicoanalisi è costosissima, la psicoanalisi dura anni e quando sei in cura arrivi, ti stendi sul lettino, il terapeuta è alle tue spalle, ti dà un piccolo input, dopodiché tu parli per un'ora e poi lui sta sempre zitto, alla fine ti dice è finita l'ora e tu vai via tutto contento, ti sei alleggerito i portafogli. È così. Posso dirti, Rossella, guarda, purtroppo questi stereotipi sono molto veri ed è uno dei motivi per i quali noi ci siamo veramente distanziati dalle altre associazioni psicanalitiche e abbiamo fatto per 40 anni una operazione proprio importante di, come dire, di approfondimento teorico, di sviluppo della scienza, perché se non sviluppi la scienza, cosa fai? Non fai niente. Noi ai nostri pazienti cosa diamo? Diamo idee, teorie, queste cose qua. Non è che lavoriamo con i farmaci, lavoriamo con le idee, dobbiamo creare uno sviluppo nelle idee del paziente in qualche modo, no? Allora io dico, questo è il problema, capisci? Questo è importante, cioè che evidentemente quello che si fa abbia sia fondato, insomma, no? Cioè sia qualche cosa che ci permetta di non vendere così, insomma, no? Appunto le caramelle al posto di quello che dobbiamo invece evidentemente vendere. Dopodiché è chiaro che la psicanalisi non dura un giorno, voglio dire, l'esperienza della psicanalisi è un'esperienza molto approfondita e così via, è vero, ed è anche un'esperienza che richiede, diciamo così, che insomma, sai, io penso che sia voi che io
io vivo di questo lavoro, quindi evidentemente mi devo portare a casa la pagnotta e quindi chiaramente il mio lavoro deve essere pagato, ma il mio lavoro dipende che lavoro faccio. Questo è il discorso, dipende che lavoro faccio. Ecco, non so se ti ho risposto, però per noi questo qui è stato un motivo proprio di una battaglia che abbiamo fatto negli anni, perché era una battaglia, diciamo, contro chi in qualche modo ha cercato di affossare la psicanalisi, di sminuirla, di ridurla a niente, e in questo bisogna dire la verità, ci dobbiamo mettere dentro molto anche i psichiatri, insomma, no? Che della psicanalisi non capiscono molto, insomma, no? Anzi capiscono abbastanza poco, ma così, per cui è un mondo molto molto che deve essere preso un po' con le pinze, ecco, questo qui, perché effettivamente ci sono sti problemi, insomma, che ho cercato un po' di dire per far capire più che altro, ecco, le problematiche che stanno alla base. Dopo, del resto, è bello discutere, ci sono degli aspetti appunto bellissimi, interessantissimi e anche molto nuovi, anche nell'ambito della psicanalisi, però mi interessava anche proprio farvi capire un po' qual è anche il panorama e come noi ci collochiamo all'interno di questo panorama. Allora, vedo che avete anche una rivista, Esatto. Metapsicologica. Sì. No, allora, per averla, come si fa uno se vuole avere, non No, so, dunque, ecco, no, appunto, raccontaci un attimino in breve. allora, questa rivista si può avere appunto, si compra, diciamo così, anche richiedendola anche presso la nostra scuola, eccetera. E poi c'è anche la possibilità di averla online, quindi la si può cercare, trovare assolutamente molto, molto facilmente. Quindi, insomma, anche noi ci serviamo di questi mezzi. È una rivista molto interessante, insomma, adesso siamo arrivati, abbiamo proprio siamo usciti da pochissimo con l'ultimo numero che si interessa di una questione, anche perché ci sono anche dei dibattiti anche che interessano la psicanalisi, ma che hanno anche evidentemente delle Finalità o finalismo, no? o finalismo, sì, quindi Sì, la sto mettendo in visione. Ti ringrazio moltissimo Gianluigi, ecco, e così poi appunto ci siamo occupati di questioni che riguardano tutta questa questione delle psicoterapie di cui vi ho anche un po' accennato prima, così poi appunto altri aspetti anche appunto di carattere, anche aspetti di carattere filosofico, poi aspetti importanti di rilevanza anche clinica, perché anche su questo bisogna dire una cosa, forse è anche l'ultima cosa che dirò questa sera, però ecco, c'è da dire che per esempio anche Lacan, no? Che è stato il cosiddetto grande interprete del ritorno a Freud, in effetti il ritorno a Freud non lo ha proprio fatto, nel senso che quello che si è riscontrato attraverso un esame molto dettagliato e preciso che abbiamo fatto di tutta una serie di aspetti teorici più rilevanti della sua teoria, le sue teorie non collimano minimamente con la teoria freudiana. Ma allora, se uno dice di fare il ritorno a Freud, deve almeno così, insomma, non deve essere in contraddizione con Freud, e quindi noi abbiamo dedicato anche dei punti della nostra rivista anche all'approfondimento di questo. Volevo dire poi un'altra cosa. C'è un libro bellissimo sul transfert che ha pubblicato Franco Baldini per i caratteri di mimesis, e che è sul transfert, e questo riprende alcuni anche degli aspetti che io ho citato questa sera a proposito della questione dell'influenzamento, ma anche a proposito
fa vedere, è un libro bellissimo perché, diciamo così, se uno vuole sapere che cosa è una psicanalisi seria, come deve essere fatta, può leggersi quel libro e di sicuro ha tutta una serie di indicazioni molto precise. Ecco, io volevo aggiungere soltanto una cosa. Io ho conosciuto Silvana nella sua scuola di Milano e la scuola di Milano, che mantiene uno spazio al centro di Milano, quindi tutti possono immaginarsi con quali costi, mette a disposizione della città e di chi è interessato dei momenti gratuiti di lezioni, di seminari, che sono piacevolissimi. Quindi c'è una parte che è giustamente è una scuola, deve vivere con le iscrizioni, ma c'è anche proprio una parte donata alla comunità. Siamo un po' fatti così noi. Ecco, indubbiamente, ecco, stiamo promuovendo anche delle operazioni anche per raccolte fondi, eccetera, perché tutto aiuta. Purtroppo le imprese culturali sono abbandonate un po' a loro stesse, se non hanno una qualche e quindi vabbè, stiamo facendo questo anche perché proprio evidentemente insomma le iscrizioni individuali non sono, quindi voglio dire, magari se qualcosa di quello che ho detto può essere stato anche così accolto positivamente, le persone possono anche interessarsi alla nostra scuola e anche aiutarci, perché siamo pronti a tutti gli aiuti. Va bene, io avrei un'altra domanda a dire la psicanalisi con l'intelligenza artificiale come si approda, però non abbiamo più il tempo, però magari ne parliamo la prossima volta, va bene? Ecco, benissimo. Perfetto. Ecco, vi ringrazio molto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. L'estasi da via senza di niente, anche nel cuore si morde il sole. L'inverno nei tocci è un racconto di giasso scritto da nuvole grigie senza più primavera. L'inverno nei tocci, se la neve dei sogni, dei care stelle spente, senza più calore. Me resterà il tuo cielo, l'acqua del sole d'ara e il verde dell'amore e il tuo profumo rosa di una rosa tutta bianca, un profumo che mai svanirà. L'inverno nei tocci è un racconto di giasso senza più transferi, senza primavera. Me resterà
Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera, andiamo in provincia di Lucca a Novello, di Cuneo, scusate, di Cuneo a Novello. E chi troviamo? Chi monta con noi nella nostra mongolfiera, Rossella? Abbiamo preso a bordo il dottor Massimo Vacchetta, che è un veterinario e fra le tante cose si occupa anche dei ricci. Benvenuto a bordo, dottore. Grazie, grazie a voi. Ormai fra le tante cose ho selezionato solo più i ricci perché sono qui al centro a tempo pieno come missionario volontario e quindi diciamo che ancora non basta neanche la mia presenza perché sono veramente tanti gli animali che ricoveriamo ogni anno. Allora, prima di tutto presentiamo il signor Riccio, che è un animale che ci fa tanta tenerezza per qualche motivo. Beh, il riccio è una specie che era comune, dico parlo al passato perché purtroppo è una specie in pericolo di estinzione, era diffuso un po' dappertutto, è ancora diffuso ma si sta rapidamente riducendo numericamente perché purtroppo l'uomo sta danneggiando il suo habitat e poi vi spiegherò anche le molteplici cause che stanno portando questa specie all'estinzione se non faremo nulla, ahimè, in 10-20 anni, forse meno di 20 anni. Sono animali notturni, insettivori, animali che ormai sono abituati a vivere attorno a noi perché hanno perso l'habitat in campagna per l'uso della monocoltura, per la diffusione della monocoltura e l'uso generoso di pesticidi, erbicidi e lumachicidi. E quindi non tutti sanno che i ricci spesso vivono nei giardini, nelle città, nei paesi, nelle zone residenziali dove c'è un pezzo di verde, loro si rifugiano e cercano di sopravvivere. Diciamo che la metà dei ricci ormai vive attorno alle case, anche perché trova un po' di cibo, spesso le persone lasciano le crocchette per i gattini e l'acqua e quindi per loro è un salvavita. Quindi ne troviamo tanti e purtroppo le persone non se ne accorgono perché essendo notturni, ricci, animali molto timidi e silenziosi, noi non li notiamo, no? Noi quando noi andiamo a dormire loro si svegliano e girano tutta la notte alla ricerca del cibo. E in inverno vanno in letargo, giusto? In inverno una volta andavano in letargo, uso sempre il passato perché col caldo andrebbero in letargo se ci fossero le condizioni termiche, climatiche per permetterlo. Normalmente fino a pochi anni fa andavano in letargo nel mese di ottobre-novembre alle nostre latitudini e si svegliavano in primavera verso marzo-aprile. Ora non è più così perché purtroppo il riscaldamento globale sta accelerando e quindi abbiamo degli inverni molto caldi che ostacolano questo meccanismo fisiologico che in pratica hanno messo in atto con migliaia, milioni di anni questi animali perché non si trovano cibo d'inverno, quindi non è tanto legato al freddo, al caldo, ma alla scarsità di cibo. Però le temperature basse sono per loro una specie di segnale per farli andare in letargo. Quindi siccome le temperature non vanno più giù come una volta sotto lo zero, comunque sotto i 7-8 gradi, purtroppo continuano a girare alla ricerca di cibo e non vanno in letargo. Questo è un grosso danno per loro perché molti muoiono così di fame, di stenti. Terribile, che triste questa cosa. Ascolta, è brutta questa ottica, però diciamo anche sono utili, sono dannosi, perché insomma purtroppo nella nostra tradizione, nella nostra cultura l'uomo viene sopra tutti gli altri animali, no? Quindi valutiamo anche in questi termini, anche se non è molto bello. Parlare di utilità è legato al meccanismo del calcolo che l'uomo ha inculcato nella sua mente. Hai detto giustamente tu, tutto deve servire a qualche cosa. Praticamente tutti servono a qualcosa. La Terra è una trama di vita, quindi dalla biosfera alla litosfera all'idrosfera, tutti e tre i mezzi sono pieni di vita e dal microrganismo agli animali superiori all'uomo siamo dei tasselli di nodi di questa rete.
Quindi i ricci sono tra l'altro effettivamente utili per l'agricoltura perché si cibano degli insetti tra virgolette nocivi, poi non esistono insetti nocivi, sono insetti che si moltiplicano perché per via della monocoltura, a forza di coltivare sempre le stesse piante e distruggendo la biodiversità, favoriamo lo sviluppo, la crescita e la diffusione degli insetti, tra virgolette, nocivi per le coltivazioni. Ma in ogni caso i ricci sono molto utili per questo, perché si cibano anche di lumache e di insetti dannosi, per cui per l'agricoltura e per l'orticoltura sono molto, infatti tant'è vero che in campagna sono tra i pochi animali ancora più o meno rispettati, proprio perché sono animali che hanno una certa utilità, ecco. E senti, loro vivono da soli? Perché quando capita di vederne, ne vedi uno da solo lì che cammina magari, o hanno delle famiglie, dei gruppi? Beh, allora, diciamo che sono animali tendenzialmente solitari, e sì, possono vivere anche in famigliole, soprattutto quando la mamma ha i cuccioli, li accudisce per un po' di mesi dopo averli svezzati. L'allattamento dura circa un mese, poco più di un mese, ma poi continuano ancora a prendere il latte ancora un pochino, e mentre seguono la mamma e imparano da lei a cacciare, a cercare gli insetti, no? E quindi sì, possiamo trovare la mamma con i piccoli ancora per qualche mese dopo che sono stati svezzati, ma normalmente vivono solitari, sono animali che non vivono in branco, in gruppo, ecco, questo no. Ok, allora, e è presso questo centro che vive da quanto tempo è stato creato, il centro La Ninna? Il centro è stato fondato nel 2014. La mia storia è legata all'incontro con una piccola riccia di nome Ninna, che ho chiamato Ninna, che è quella che mi ha fatto scattare qualcosa dentro, cioè un forte sentimento di compassione per i più deboli, e l'avevo allattata per circa un mese, poi l'ho tenuta per un po' di tempo e poi liberata. E da lì mi è venuta voglia di fare qualcosa per aiutare la natura, quindi ho abbandonato la mia professione di veterinario libero professionista specializzato sui bovini. Avevo lavorato per oltre 20 anni nel settore degli animali da reddito, e poi me ne sono andato anche perché vedevo molta sofferenza negli allevamenti, quindi ho realizzato che non era più il luogo adatto per me, e quindi mi sono lanciato in questa missione che mi ha portato appunto a raccogliere questi ricci un po' da tutto il Piemonte. E il primo anno ne abbiamo salvati 40, poi siamo arrivati adesso, l'anno scorso ne abbiamo recuperati 500, e sì, abbiamo anche dei dipendenti, abbiamo diversi dipendenti, e quindi diciamo che è diventato un vero e proprio ospedale che vive di donazioni private. Non abbiamo aiuto dallo Stato, lo Stato non riconosce l'importanza della nostra missione. Che c'è? Ah, abbiamo qua un riccio, facciamoglielo vedere. Che cos'ha? Non lo so, c'era sangue sul giornale, si lamentava. Ecco, abbiamo trovato un riccio in un recinto. Mino? Sì. Mettilo in un'incubatrice, okay. Intanto. Si stava lamentando. È ferito? Sì. Ah, ok. Perde sangue? Ma dove? Ok. E qui ne capita sempre qualcuno, ne abbiamo 200, 250, 270. Attualmente abbiamo recuperato tanti piccoletti l'autunno scorso, perché dovete sapere che sempre per il riscaldamento globale la stagione riproduttiva si è estesa anche all'autunno, per cui abbiamo delle cucciolate a settembre, ottobre, ma questi cuccioli non hanno la possibilità di crescere, di trovare il cibo per superare l'inverno, quindi vengono raccolti che pesano a settembre, a ottobre, novembre, dicembre, che pesano meno di 400-500 grammi, e poi vengono portati qui da noi e vengono curati perché sono anche molto malati, e poi vengono liberati in primavera. Quindi adesso quest'anno, questa primavera, ci stiamo preparando a liberarne oltre 150, quasi 200 in natura. Ah, caspita! Quindi... No, volevo sapere come li liberate, avete delle zone, cioè
a gruppi oppure ogni singolo? Come funziona l'immissione, diciamo di nuovo in libertà del riccio? Cerchiamo sempre di liberarli a coppie, possibilmente a rilasciarli nel posto, se non ci sono pericoli nei posti dove li abbiamo ritrovati, perché sono i luoghi che conoscono, loro hanno una mappa geografica della zona dove vivono, quindi è bene che vengano rilasciati in quelle zone dove sono stati trovati, a meno che non ci siano pericoli come strade ad alta percorrenza, zone di monocoltura dove vengono usati molti pesticidi, zone dove ci sono magari giardini dove ci sono cani aggressivi, cani con istinto predatorio, o zone dove ci sono piscine, ecco, dove ci sia un pericolo noi preferiamo evitare, quindi li portiamo, abbiamo dei luoghi sì, di persone che se ne prendono cura, nel senso che lasciano un po' di cibo e di crocchette per gattini, di acqua, fin tanto che loro riprendano il loro istinto di caccia. Sto facendo la diretta. Fra poco ti lasciamo. No, non troppo. Ok. Si sarà fatto male a un dente. Sì, quindi vi dicevo abbiamo che le prove in diretta qua della vostra attività. così così è più vera la cosa. È verissima. Quindi vi dicevo che alla fine questi animali ci vengono riportati proprio perché ne passano di tutti i colori con l'uomo, proprio vivendo vicino all'uomo, e anche perché l'uomo si è espanso anche nel loro territorio, quindi diciamo che hanno una elevata mortalità, vivono pochissimo in natura, potenzialmente potrebbero vivere anche 10 anni, ma vivono da 1 a 3 anni, proprio per causa nostra. Il motivo per cui stanno scomparendo sono gli incidenti stradali, gli ricci schiacciati, centinaia di migliaia di ricci ogni anno vengono schiacciati dalle auto. Si parla di quasi 700.000 ricci in tutta Europa, ma la popolazione di ricci è di qualche milione, quindi sono numeri elevatissimi. E poi le altre cause sono quelle legate per esempio, al giardinaggio. Tantissimi vengono tagliati dai cespugliatori perché la gente non fa attenzione, non guarda, loro si nascondono sotto i cespugli o nell'erba alta, e quando si taglia quel cespugliatore non si pensa che potrebbero esserci non solo i ricci, rane, rospi, un sacco una strage silenziosa, perché poi gli animali muoiono senza che nessuno se ne accorga, e poi ci troviamo a non vederli più perché scompaiono letteralmente, senza contare tutta la devastazione del verde cittadino, dove ci sono dei parchi, dove ci sono delle aree verdi, vengono devastate per fare i centri commerciali, casetta schiera, quindi tantissimi scompaiono così. Sì, allora ci hai ricordato uno dei tantissimi motivi per non avere la fobia dell'erba alta, perché stanno bene i ricci, stanno bene gli insetti impollinatori, stanno bene tutti gli altri animaletti. L'erba va lasciata alta in alcune zone del giardino perché porta alla fioritura, e la fioritura attira gli insetti sono la base della catena alimentare non solo dei ricci, di tantissimi, la base della catena alimentare del pianeta. E noi adesso ci stiamo accingendo a combattere un'altra battaglia, che sono battaglie quasi impossibili, perché si combatte contro le amministrazioni cittadine, e per esempio a Reggio Emilia stanno per distruggere un'area di 4 ettari nella zona di Reggio Emilia, zona nord, dove sono intrappolata una nutrita colonia di ricci che non ha vie di scampo, quindi se entreranno con le ruspe li spianeranno tutti, e questo sta accadendo un po' dappertutto in tutta Italia, quindi ed è una cosa vergognosa, perché laddove dovremmo tutelare il verde per noi stessi, perché quel verde ci protegge dalla catastrofe climatica, dal riscaldamento globale, invece stiamo cementificando una volta di più per tutte speculazioni, interessi economici. Il dio denaro porta a quello, però ecco, con la scomparsa della biodiversità scompariremo sicuramente anche noi. Sì, infatti stavo per dire anche un po' la miopia, no? Che sicuramente abbiamo questi obiettivi così un po' anche meschini, però anche miopia, nel senso che poi a lungo andare danneggia anche la specie più invasiva del pianeta, quella che cammina solo su 2 zampe, va bene.
Ascolta, dottore, voi state anche raccogliendo dei fondi, ho visto su Facebook. Ecco, No, diciamolo, siete su Facebook molto attivi, molto presenti, con delle bellissime foto. Noi siamo, sì, noi diciamo che possiamo ringraziare la pagina social di Facebook e di Instagram che ci permette attraverso le donazioni dei privati di andare avanti, di farci conoscere, infatti raccontiamo le storie dei ricci, raccontiamo tutte le nostre iniziative. Per esempio adesso stiamo organizzando un concerto per il 27 di aprile al Teatro Sociale di Alba, un concerto bellissimo che vedrà così la partecipazione di Alberto Fortis, di Annibale Gianarelli, l'interprete della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità. Abbiamo i Sunrise, che è un altro gruppo di ragazze bravissime che canteranno Lucio Dalla, e avremo degli ospiti importanti, un attore tedesco, Andrea Soppe, e Bruno Bozzetto, il grande disegnatore. E tutto questo abbiamo organizzato per raccogliere i fondi per andare avanti con il nostro progetto dell'ospedale. Quest'anno abbiamo acquistato un piccolo alloggio qui vicino al centro, proprio per 50 metri, per poter accogliere i volontari di cui abbiamo un disperato bisogno. Senza i volontari non possiamo andare avanti, abbiamo dei dipendenti, però non sono sufficienti, quindi speriamo che con questa iniziativa dell'alloggio molte persone anche da lontano, perché arrivano un po' da tutta Italia e da tutta Europa, possano alloggiare qui a un prezzo modico e possano stare con noi e darci una mano. Quindi è molto importante questo concerto. Quindi bello, dopo magari mettiamo il link così Sì. Se qualcuno è interessato. Il 27 aprile dove hai detto che sarà il concerto? Al Teatro Sociale di Alba, e abbiamo anche attivato questa iniziativa per coloro che, essendo lontani, non possono venire partecipare fisicamente al concerto, possono donare un biglietto sospeso, cioè come il caffè sospeso, no? Chi è lontano e non può venire può regalare un biglietto a un'altra persona. Magari noi stiamo cercando di coinvolgere anziani, disabili, centri sociali, in modo da far passare una bella giornata anche a persone meno fortunate di noi. Certo. Ma bella l'iniziativa. Sì, sì. Va bene, dottore, ti lasciamo alle tue A curare cure il perché ricesso. abbiamo visto che c'è un'emergenza, come anche la scorsa volta che dovevamo fare l'intervista è nata l'emergenza. Siete sempre 24 ore sotto un'emergenza? Sì, perché siamo aperti H24, però abbiamo solo un veterinario, cioè il sottoscritto, quindi potete immaginarvi quale sia l'enormità del lavoro, no? Quindi è assolutamente veramente un impegno molto molto pesante, però anche gratificante, perché comunque tantissimi animali vengono salvati grazie alla nostra... Poi noi davvero andiamo a recuperare i ricci anche molto lontano e anche di notte, quindi sono delle staffette rocambolesche degne della Croce Rossa, perché davvero andiamo a prendere gli animali laddove nessuno certo. Infatti stavo per chiedere quanti sono sti ricci intorno a Cuneo, no? Invece vengono anche da più lontano. Sì. Vengono da più lontano. Arrivano un po' dappertutto. Abbiamo una storia molto carina, una bella catena di solidarietà. 2 settimane fa è stato recuperato un riccio, abbiamo chiamato Pinocchio, una famiglia di Lodi, mentre passeggiava di sera ha trovato la mamma con i ragazzi, hanno trovato questo riccio in brutte condizioni, ed era Lodi, a 2 ore e mezza di strada da qui, e un signore un signore straniero si è offerto, ha fatto tutto il percorso, 2 ore e mezza, alle 10:30 di sera è partito, è arrivato qua quasi a mezzanotte e ha trovato le persone ad accoglierlo, perché insomma siamo rimasti aperti, siamo sempre aperti, e poi ci abbiamo passato la notte per salvarlo, perché poi non si possono abbandonare così, bisogna fare flebo e fare terapie, seguirli di continuo, proprio come un pronto soccorso. Complimenti, veramente complimenti. Ci Grazie. piace sapere che ci sono queste cose in giro per l'Italia. Bene, grazie mille e buon lavoro. Grazie di cuore a voi. Grazie. E in bocca al lupo ai riccetti. Ciao. Ciao.
Un'altra luna è sorta già nel cielo, un altro inverno sta passando e tutto quanto se ne va così all'improvviso, come i tuoi occhi e il tuo sorriso stanco. Ti vorrei chiedere se puoi cantarmi un'ultima canzone, di quelle che io non canterei mai, ma ormai sei andato via. Eppure la notte ti immagino ancora con me, persi a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura. Dammi la mano che ho tanta paura. Svegliami ora, anima gentile, e levami il sonno dal cuore. Dimmi che ancora, se voglio, possiamo ballare in mezzo a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura e le luci lontane di Porto Marghera somigliano a fiori in un campo quando è primavera. Da dietro a San Marco a parlare per ore, mi hai detto non stringere troppo che hai in mano il mio cuore. Eppure la notte ti immagino ancora con me. Venezia di sera, Sandro Barosi, e da Cuneo con la nostra mongolfiera veniamo appunto a Venezia. A Venezia abbiamo il nostro terzo ospite, Andrea Giovanni Martini. Ciao Andrea Giovanni. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Benvenuto a bordo. Buonasera, benvenuto. Grazie. Andrea Giovanni è consigliere comunale a Venezia per la lista Tutta la città insieme, e l'abbiamo chiamato un po' per parlare delle problematiche che ci sono col turismo sulle città d'arte e questa oppressione quotidiana ormai, no, di questi turisti che invadono Sì. le città. È effettivamente un'oppressione, un'invasione ormai incontrollata che in questo periodo si manifesta in maniera più forte durante il fine settimana, però permane durante tutta la settimana una situazione molto pesante per tutti quelli che vivono e quelli che appunto visitano Venezia, sia per le calli e per i campi, ma anche nell'utilizzare i mezzi di trasporto, insomma, quindi prendere un vaporetto comincia a diventare un problema, le code ci sono, i traghetti delle gondole vengono utilizzati dai turisti piuttosto che no, dai residenti, quindi è una situazione un po' fuori controllo, ecco. E l'amministrazione su questo fa grandi proclami, però di fatto non riesce a operare nulla, se non questo tentativo di mettere in campo questo ticket d'accesso, Sì, che di proprio fatto adesso è diventata una tassa, cioè un modo per recuperare altri soldi e nulla più. Esatto, sostanzialmente sì, nel senso che anche con questo tipo di prenotazione, con questi 5 euro che dovrebbero pagare adesso solo quelli che, diciamo, non abitano nel Veneto, perché
appunto ci sono un sacco di esenzioni e quindi diciamo pochi sono quelli che devono pagare, ma il fatto è che comunque, almeno per quel che ci riguarda, riteniamo che una città non deve essere a pagamento, e quindi tanto più Venezia, insomma, che si paghi per entrare è proprio il paradosso, cioè insomma è Disneyland, è il museo che non volevamo. Sì. Ma a parte questo, insomma, diciamo che non è mai, cioè non è servito a nulla, perché raffrontando i numeri degli ingressi, degli accessi, delle presenze dei turisti a Venezia, negli stessi giorni in cui è stato applicato il ticket lo scorso anno, rispetto all'anno prima abbiamo avuto un aumento di 6.000-7.000 presenze in più mediamente, quindi vuol dire che non è servito assolutamente a nulla, e come hai detto è stato un mezzo per far cassa, e poi neanche tanto, perché hanno speso così tanto di controllori e di gente che doveva seguire in qualche modo sto flusso e queste prenotazioni, che di fatto il guadagno è stato anche scarso, e non sappiamo mai e non sappiamo bene questi soldi dove siano finiti, nel senso che tipo di utilizzo ne facciano, ecco, perché non è stato chiarito su che capitoli di bilancio vengono a essere inseriti queste entrate, insomma. E poi insomma, sì, vai. Sì, poi allora, legate al turismo naturalmente poi ci sono tantissime altre problematiche. Una pesantissima è quella delle affittanze turistiche. Le affittanze turistiche, sì, le affittanze turistiche hanno devastato la vita a Venezia, nel senso che hanno occupato per il momento circa 8.000 appartamenti, il che vuol dire che ci sono intere zone di Venezia che sono totalmente sguarnite di residenti, e invece totalmente occupate da case di residenza turistica. Questo ha naturalmente portato a un calo dei residenti e a un calo di tutte quelle che sono le attività legate alla residenza, e quindi le attività intendo economiche, e quindi i negozi normali, ecco. E quindi tutto questo legato al fatto che ci sono anche circa 1.000 appartamenti del comune o dell'Ater, quindi sono appartamenti pubblici che sono sfitti. Sì. Questo fa capire quanto vuoto c'è a Venezia, insomma, ecco, per dire nella città storica. Poi sappiamo che tutto questo si sta riversando anche a Mestre, in terraferma, perché le affittanze turistiche stanno dilagando anche lì. E quindi c'è un emendamento approvato in Parlamento, che è l'emendamento Pellicani, che permetterebbe di regolamentare questa presenza di locazioni turistiche, e purtroppo questa amministrazione non lo sta mettendo in pratica, non lo sta utilizzando, e invece sarebbe uno strumento molto utile per recuperare spazi per la residenza. A Napoli hanno bloccato, non danno più concessioni di B&B, di trasformazione appunto da appartamento a casa turistica, e Certo. quello che insomma dovrebbe incominciare, anche perché poi di fatto anche l'appartamento turistico non crea posti di lavoro, perché ci sono pochi, no? Ci sono pochi addetti alla... cioè Sì, non è tra come un l'altro, albergo che... certo, la categoria di chi chi sceglie questo tipo di attività, loro ti dicono che in realtà fanno girare il mercato e il lavoro, perché c'è chi lava le lenzuola, chi prepara le stanze, eccetera, eccetera. Di fatto però, appunto, l'esistenza di queste attività ha portato alla mancanza proprio di un'attività di lavoro a Venezia, e di attività di tipo normale, insomma, ecco, quindi sì, perché comunque è comunque un'attività a bassissimo valore aggiunto, voglio dire, lavori nobilissimi, ma insomma
impoveriscono, da un certo punto impoveriscono il lavoratore che può lavorare soltanto se si accontenta di fare quei mestieri e arricchiscono il proprietario o il Assolutamente. locatore. Assolutamente. E poi appunto cioè, non c'è nemmeno più la presenza del locatore che accoglie il turista, no? Ma ci sono o queste tastierine o anche questi lucchetti, queste specie di scatolette che contengono le chiavi che il turista può appunto raccogliere col codice, insomma, che inserisce. E queste scatolette, che sono state anche dallo stesso sovrintendente che abbiamo interpellato, definite illegali perché non sono presenti nell'ambito dell'urbanismo, non sono consentite nell'ambito urbanistico veneziano. Nonostante questo, cosa che se avete seguito un po' a Milano o anche a Roma, insomma, sono state proprio tolte e gli assessori andavano con le cesoie, con le tenaglie a staccare queste chiavette. Qua a Venezia ne abbiamo ancora un sacco e questo è un altro tema che abbiamo tra l'altro riferito al prefetto come tema anche di problematica legata al fatto che appunto non essendoci questo collegamento tra il locatore e il turista, insomma non si sa bene esattamente chi può arrivare a Venezia. Anche perché appunto la registrazione, diciamo, può mancare di un anello, insomma, no? Esatto. E a questo si somma l'enorme, sempre legato a questo tema del turismo, e l'enorme proliferazione degli ATM, quindi questi ex negozi, questi ex fondi che sono adesso utilizzati come luogo di prelievo di denaro, e altri fondi e negozi che sono stati utilizzati adesso per depositi bagagli, anche quelli incustoditi, e quindi è molto divertente perché se tu entri in questi spazi che sono con tutti questi armadietti chiusi, belli, eccetera, eccetera, ci sono queste dispense che ti dicono come devi usare i vari codici, eccetera, e all'interno delle indicazioni, delle istruzioni c'è scritto tipo non puoi mettere armi, non puoi mettere droga, questo per dire come lo potresti fare tranquillamente se vuoi, insomma, ecco. E devo dire che su questo il prefetto ha mostrato preoccupazione e ha detto che in qualche modo dovrebbe agire, adesso io non so se arriverà questo, insomma. Sai cosa trovo molto triste? Allora, non è la prima volta che ne parliamo qui con noi nella Mongolfiera, ma anche ovviamente in tantissimi altri media. Sono anni che si parla del problema degli affitti turistici e delle case comunali sfitte perché non vengono ristrutturate, eccetera. Venezia continua a perdere abitanti. Quello che è veramente tristissimo è l'inerzia totale che c'è nei confronti di questi problemi. Cioè sembra che l'amministrazione non li metta a fuoco. Ma diciamo che più che non metterli a fuoco è proprio una volontà di non affrontarli, perché diciamo il turismo, così come qua a Venezia, ha alcune categorie che sono assolutamente privilegiate, quindi cioè i bar, i taxi, le gondole, insomma sono comunque categorie molto forti e che più gente arriva, più spazi vengono occupati dai turisti e più denaro c'è, e quindi questo è un tema. L'amministrazione non ha o la forza o meglio la volontà di opporsi a questo, gli strumenti li avrebbe, ripeto, perché allora noi spendiamo adesso 390 milioni di euro per, come sapete, tirar su sto bosco dello sport cosiddetto, e quindi arena e stadio. Sono 390 milioni di soldi pubblici che potevano essere investiti in case pubbliche e quindi avrebbero potuto risanare tutto il patrimonio abitativo pubblico dell'intero comune, e quello avrebbe dato una spinta molto forte al ripopolamento della città, insomma.
E poi c'è il tema appunto delle affittanze su cui non si vuole intervenire perché appunto c'è una lobby molto forte che insomma questa amministrazione non ha nessuna intenzione di toccare, insomma, quindi questo determina una situazione sempre più complessa e difficile e uno spopolamento che continua inesorabile. Sì, perché siamo ormai sotto i 50.000 abitanti, no? Sì, praticamente sì, Centro siamo a storico 40, parliamo. sì, il centro storico si parla di 48.000 più o meno, no? In realtà poi di fatto, essendoci molte case, seconde case, Sì. quindi ecco, sembra che sia sui 30.000 ormai il numero degli abitanti, quindi è proprio, siamo ridotti. Una cittadina di provincia. Esatto, Un po' di esatto, sì. questo. Poi no, sto pensando anche al problema delle scuole, nel senso che meno famiglie, meno bambini, già ci sono pochi bambini dappertutto, quindi ci sarà anche un problema di spopolamento delle scuole, immagino. Assolutamente hai toccato un tema Vabbè, fondamentale dai, anche perché insegnante, la Rossella tocca No, questi cioè, temi. no, ma hai ragione, ma in effetti ha toccato proprio un tema molto duro perché cioè, i bambini e i ragazzi che vanno a scuola sono la linfa vitale di una città. Tu quando hai chiuso una scuola hai chiuso un presidio sociale fondamentale e qua purtroppo ne sono state chiuse parecchie e le prime, sia prime elementari che prime medie, fanno sempre più fatica ad aprire, appunto a partire e quindi ogni anno c'è la rincorsa e devo dire che sono bravissimi i genitori, le mamme che stanno lottando in maniera incredibile e anche quest'anno sono riusciti a salvare alcune prime della città a Castello, cioè nelle zone in cui ancora c'è vita, insomma ancora ci sono abitanti e è merito loro, non certo merito dell'amministrazione se alcune scuole sono ancora aperte. Per dire, è un po' scoppiato sto caso di questa ludoteca, a Castello c'era una ludoteca che si chiamava la Luna del Pozzo, che praticamente era all'interno di un complesso che si chiama Santa Maria Ausiliatrice. Questa ludoteca con 69 bambini iscritti viene chiusa per il restauro per 2 anni e adesso è stata concessa al Vaticano perché ne possa fare il padiglione della Biennale e i 69 bambini praticamente non hanno più la ludoteca, per dire come si sia attenti insomma a C'è una problematiche. sensibilità veramente. Sì. Diciamo che ecco, questo dell'incapacità anche di capire che se tu vuoi veramente aiutare una città devi partire dai bambini e dalle famiglie, insomma, è una e anche c'è l'altro accanimento un po', e forse Stefano questo lo può confermare, di questo sindaco nei confronti proprio della città storica, insomma, ecco, nel senso la sta sfruttando come vetrina e basta, insomma, ecco, come se la sta giocando così e la gioca benissimo perché dal punto di vista della comunicazione è un grande comunicatore, quindi ti racconta, cioè devi andare, noi siamo andati alla sede della Stampa Estera a Roma per raccontare il fallimento del ticket d'accesso, ma se non vai appunto oltre i confini del Veneto, insomma, regna la sua parola, insomma, quello che dice lui e che molto spesso non corrisponde alla verità. Ecco, perché magari ricordiamo per i non locali che le elezioni, gli elettori sono sia di Venezia Centro Storico, ma anche di parte della terraferma, Certamente. dove probabilmente insomma il bacino di utenza degli elettori è bello corposo. Assolutamente, purtroppo è là che si vincono le elezioni perché i numeri sono in terraferma e diciamo che questo sindaco, questa giunta, questa maggioranza ha lavorato molto per la terraferma intendendo non tanto perché abbiano fatto buone cose per la terraferma, ma quanto hanno saputo vendere almeno 5 anni fa, mi sembra che in questi ultimi tempi molto meno, ma hanno saputo vendere molto bene il
prodotto, insomma, uno dei temi fondamentali su cui hanno vinto le elezioni era il tema della sicurezza, e oggi sappiamo, e la cronaca purtroppo ce lo dice ogni giorno, come Mestre sia una città terribile da questo punto di vista della sicurezza. Mestre, cioè la gente ha paura di uscire di casa, insomma, ecco, quindi è un fallimento questo di questa giunta pesantissimo, insomma, quindi speriamo appunto che con le prossime elezioni fra un anno si possa cambiare sta città, insomma. Una cosa non ha venduto bene, i pili. Infatti quelli sono stati un po' il suo scoglio, cioè, Esatto. diciamo che lui forse, è diventato sindaco perché voleva realizzare nei Pili un grande affare, ecco. Diciamo che questa ingordigia, ecco, gli si è rivoltata contro, e adesso, insomma, sto scandalo della palude lo sta prendendo in pieno, anche se ancora non è arrivata l'avviso di garanzia, il rinvio a giudizio, insomma, ecco. E sì, la magistratura ancora non è arrivata a questo, ecco, però insomma diciamo che sembra che nell'aria ci sia qualcosa di questo tipo, insomma. Niente, per chiudere, per risolvere il problema del turismo non è facilissimo, anzi no, sarà No. un problema per i prossimi anni di tutte le città. Allora, diciamo che per quel che riguarda almeno qui Venezia, insomma, adesso la situazione è talmente appunto difficile, e la massa di persone che si stanno riversando in città, soprattutto nella città storica, è talmente forte e enorme che ormai è il numero chiuso l'unica soluzione che si può pensare, e quindi la prenotazione obbligatoria, noi avevamo ipotizzato e continuiamo a ipotizzare come metodo la prenotazione obbligatoria gratuita, quindi non biglietti da pagare per entrare in città, ma una prenotazione appunto obbligatoria che ti permetta di calcolare fino a 70-80 mila presenze in città, e a quel punto dire: guardate ragazzi, la città è piena, c'è la prossima domenica oppure tra qualche giorno potete riprovare, insomma, ecco. Questo naturalmente è un sistema che va rodato nel tempo, insomma, è che da un giorno all'altro tu puoi, però insomma, diciamo che a questo penso ormai l'unica soluzione, magari transitoria, in modo che si capisca che la città non può essere invasa, e poi c'è l'altro tema: per vincere questo tipo di turismo è proprio ripopolare la città. Tu quando hai una città piena e viva, quando le case sono piene e la gente è per la strada, ecco, il turismo, questo tipo di turismo ha meno spazio. Per il turismo, certo. Sì. Va bene, okay. Grazie mille, magari se ci sono altri problemi ti richiamiamo. Certo, tanto grazie. sei qua, tiro di schioppo da noi. Mi ha fatto molto piacere salire in mongolfiera, è stata un'esperienza. Bene. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie a tutti, ciao. Days of resting, lazy afternoons, a time of thinking. I read a book between the lines. Lost sensations, oh, I dream like a fool. The vain intentions, I let time slipping over me. Of sadness, empty loneliness,
feel a sorrow deep in me. The dawn is coming, shadows in my room. Are you still in me? I'll let a stain to clean away. There's so many things I lay. There's so many words I read. There's so many hands I have done. Now I know that all is over. From my window, the clouds are turning white. Looking outside, there's something new that's going on. The days are resting, lazy afternoons. One rebirthing, and like a bird I fly away. There's so many things I lay. There's so many words I read. There's so many hands I have done. Oh, yeah. And now I know that all is over. There's so many things I have laid. There's so many words I have read. There's so many hands I have done. Oh yeah. And now I know that all is over. It's over. It's over. It's over. Eccoci nuovamente in giro con la nostra mongolfiera. Questa volta torniamo dal nostro Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato Maurizio Nappa, il nostro consulente per le letture, e tiene anche un blog che si chiama Papece Blog, dove annota fra le altre cose anche i libri che ci racconta, ma c'è anche molto altro per chi ha voglia di andarlo a vedere. Allora Maurizio, di che libro parliamo oggi? Guarda, parliamo di un libro molto particolare che mi è venuta voglia di raccontare a seguito della nostra ultima chiacchierata. Tu mi avevi chiesto, noi ci siamo sentiti nella settimana di San Valentino e tu mi chiedevi un libro che parla di amore. Io in quel momento non avevo niente in mente, niente che proprio mi colpisse. E poi invece mi è venuto in mente questo libro qui che è uscito a gennaio, quindi nuovissimo, e che sta avendo tantissima attenzione. Pensa che è stato recensito da Adriano Sofri, domenica 16 febbraio è stato scritto un articolo sulla Stampa, e sebbene sia un libro pubblicato da una piccola casa editrice, stiamo parlando dell'editore Luca Sossella, e l'autore è un ex giornalista di Repubblica, Vittorio Zambardino.
Vittorio Zambardino fu colui che costruì l'edizione digitale di Repubblica, fu colui che ideò il portale CataWeb e lo diresse anche, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, però insomma un giornalista che si è occupato molto di giornalismo digitale, tra i primi in Italia, che ci racconta invece in questo libro una storia d'amore molto particolare, quella tra lui e il suo cagnolino, che si chiama Driss. Driss come Dries Mertens, il giocatore del Napoli. Vittorio Zambardino è un grande tifoso del Napoli, come me del resto, e ha dedicato questo libro al suo cane, partendo dal momento in cui ha adottato quasi per caso questo cagnolino. Come l'ha adottato? L'ha adottato perché si era trovato a occuparsi del cane di sua figlia, quindi lo aveva portato un po' in giro, e nel parco dove si incontrano i padroni di altri cani, insomma degli altri cani, c'era una signora che cercava di dare in adozione questo cagnolino piccolino, e lui per istinto disse di sì, disse me ne occupo io. E da allora c'è questa storia d'amore che dura da 6-7 anni con il piccolo Driss. Piccolo Driss che ha le sue abitudini, insomma chi ama i cani, chi ha i cani, ma comunque chi ama gli animali in generale sa che poi si sviluppa una sorta di relazione privilegiata tra l'animale e il padrone, una sorta di comunicazione che comprendono solo i protagonisti. Quindi senza parole, anche se noi parliamo tanto, insomma io sono uno che ama gli animali, che è cresciuto con gli animali, cani, gatti, ma anche vabbè galline, conigli, oche, questo lo lasciamo stare, ma cani e gatti in particolare, insomma con gli animali ci si parla, si comunica, e gli animali hanno il loro modo di farsi capire, ed è quello che succede tra Driss e Vittorio. Quindi ci sono delle riflessioni partendo da questa relazione così particolare, ma anche così comune, se vogliamo, appunto comune a tutti i padroni di animali. E Vittorio in qualche modo ripercorre le tappe della sua vita, no? Come dicono un po' i tedeschi, le Lebensstazioni, quindi le stazioni della vita. Che Vittorio è un giornalista in pensione, è un settantenne a cui la vita purtroppo non ha risparmiato grandi dolori. Lui si definisce nel libro orfano di figlio, proprio perché non c'è una parola in italiano per indicare i genitori che sopravvivono ai propri figli. Non ne parla molto, lo accenna solo, è accennato soltanto, quindi potrebbe non catturare il lettore questa espressione, però è chiaro che insomma il Driss in qualche modo lo aiuta anche a non pensare, o comunque a pensare di meno ai dolori che comunque l'autore prova. Sì, posso aggiungere una delle cose affascinanti nello stabilire una relazione stretta con un cane è l'amore assoluto che questo animale dimostra. Non c'è, è un amore incondizionato, puoi fare qualunque cosa, questo cane ti amerà sempre, insomma, no? Quindi sicuramente per chi ha avuto un lutto molto grave credo che possa essere un aiuto molto importante, insomma, molto significativo. È vero, e lui mette anche in evidenza come il cane non abbia solo un amore assoluto, ma abbia anche gelosia. Quando quando il padrone esce per un po' di tempo, per un tempo più lungo del solito, ci possono essere delle reazioni di gelosia, ma anche la gelosia che il padrone prova nei confronti del cane quando vede che il cane è attratto da altre persone e non da lui. Quindi insomma ci sono questi momenti che, ecco, che chi ha avuto gli animali o chi ha animali in qualche modo ritrova come propri. C'è poi da dire che
ci sono tanti riferimenti alla vita lavorativa di Zambardino, ma anche l'infanzia nella zona flegrea, insomma, è la zona da cui io provengo, quindi luoghi che conosco molto bene, episodi che avevo sentito raccontare in famiglia, perché lo Zambardino era vicino di casa dei miei genitori quando, insomma, nella loro infanzia. I miei genitori erano più grandi dell'autore, però insomma vivevano tutti nello stesso condominio, quindi insomma tutta una serie di episodi che io avevo sentito in qualche modo raccontare, e tutta una serie di riflessioni su questo rapporto uomo-animale, che però non sono scontate, non sono banali, soprattutto non sono superficiali. Stavo per dire, sono molto profonde, quindi sì. Sì, e l'autore le fa con l'aiuto di tanti altri scrittori, di tanti altri artisti. Sì, troviamo le parole di Virginia Woolf, ma anche di Simenon, di Borges, di Wim Wenders. Ci sono anche appunto dei film citati, Wim Wenders, ma anche Vittorio De Sica e il suo Umberto D. Per Wim Wenders Zambardino si focalizza sul film Perfect Days, quindi questo uomo delle pulizie che comunque riesce a trovare, giapponese, che riesce a trovare la sua dimensione in quello che fa e riesce a trovare l'importanza del lavoro che fa. Non bisogna essere tutti ingegneri, tutti medici, no? Per essere importanti nella società. Quindi c'è così, è una riflessione sulla nostra vita di oggi, se vogliamo, attraverso il rapporto uomo-animale, attraverso questo amore puro, questo amore assoluto che Zambardino ci racconta. Però ecco, c'è molto di più di un cane, assolutamente. Allora, chiunque abbia a che fare con un cane, sono sicura che leggerà molto volentieri questo libro, come insomma ci sono degli illustrissimi precedenti da Cane padrone, no? Di Thomas Mann, in cui è veramente anche, ci sono delle pagine molto ironiche, perché lo scrittore pensa ai pensieri del cane e si vergogna tantissimo. Mi è rimasta così impressa questa scena di caccia in cui assistono a un cacciatore col cane del cacciatore che va a prendere la preda, e lui, lo scrittore, mette in testa al cane il pensiero che lui è un ridicolo perché non sa cacciare, perché non gli permette di fare queste cose meravigliose, no? Quindi, ed è molto ironico, però mostra appunto la profondità di un rapporto che va molto al di là, insomma, no? dello scambio basato sul linguaggio, a parte il fatto che i cani imparano alcune parole, e di fronte a certi personaggi bisogna stare attenti a dire tipo crocche o cena o giardino, perché sennò il cane pretende quello che hai detto, ma insomma va molto al di là, e quindi sì. Quindi grazie, questo suggerimento ci piace molto. Il titolo del libro? Driss, I giorni del pensiero cagnolino. Vittorio Zambardino è l'autore. Pensiero cagnolino è molto dolce come... Sì, perché è un cane piccolo, cioè tra l'altro in copertina c'è Driss, quindi... Ah, è proprio lui? Sì, quindi ci si affeziona già dalla copertina. Ah sì, deve essere delizioso, cioè pensavo che fosse stato scelto perché è molto fotogenico. Ah, è proprio lui, quindi una star, va bene. Sì, adesso è una star, assolutamente. E poi ripeto, questo libro, sebbene sia stato pubblicato da un piccolissimo editore, viene molto recensito in questi giorni, e la stampa soffre, eccetera, eccetera, quindi se non vi fidate di me, fidatevi di loro. Ma i nostri ascoltatori si fidano anche di te, perché hanno già sperimentato la bontà dei tuoi consigli. Grazie. Allora, grazie mille Maurizio per questi suggerimenti di lettura, e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, buona serata. Grazie Maurizio. E tutte le mie voci
che femo sta caia. E ti ortere mie voga che femo sta caia. Se buttara sirocco non lo sepolca. Se buttara sirocco non lo sepolca. E se non se ciappa niente non torneremo a casa. E se non se ciappa niente non torneremo a casa. A casa senza mangiare non lo se può tornare. A casa senza mangiare non lo se può tornare. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Faremo come i pesci, non moriremo insieme. Faremo come i pesci, non moriremo insieme. E ciapparemo una guerra e spartiremo in tre. Ciapparemo una guerra e spartiremo in tre. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Ti ortere mie voga, ti ortere mie voga, ti ortere mie voga. Grazie ai Preve la samba per gli anguianti, una canzone assai storica e vecchia del canzoniere veneziano. E hai buttato giù Stefano, che non lo vedo più nel cestello. Sì, basta, ho detto basta Stefano. Però aveva un bellissimo paracadute, quindi. Quindi cade con tranquillità. Bene. Ho voluto avere un messaggio dal nostro amico Sami a Gaza, ma per qualche motivo che al momento non sappiamo non è riuscito a mandarlo. D'altronde gli ordini di evacuazione sono sempre più impellenti, frequenti, e l'area dove possono stare, ricordiamo che la striscia è lunga 40 km e stretta una decina circa, e quindi l'area dove possono stare le persone è sempre più limitata. Tra l'altro devono salire sulle macerie perché non ci sono più spazi liberi. Oggi ho letto un articolo molto tenero sugli asinelli, che sono preziosissimi, e però anche loro poveretti vengono bombardati, feriti eccetera, e anche hanno fame.
perché non entra più niente di niente, e quindi c'è una clinica mobile con un veterinario e le attrezzature che gira per soccorrere gli asinelli, perché sono preziosissimi, nel senso che ormai il carburante non ce n'è più, quindi l'unico mezzo di trasporto sono i carretti trainati dagli asini, che comunque sono un elemento abbastanza tipico, insomma, del paesaggio palestinese. E così, quindi questa è una nota dolce. Una nota un po' meno dolce è che non c'è più appunto gas per cucinare, la legna costa tantissimo, $2 al chilo, ma un chilo di legna è pochissimo, e quindi hanno cominciato a estrarre gli stracci, le scarpe, le cose che sono sotto le macerie, che sono inservibili, e bruciare quelle. Pensate in quali condizioni. Quindi vabbè, speriamo di ricevere presto buone notizie da Sami e da tutti quanti e dalla striscia. E niente, Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Ecco qua la nostra sigla che è partita, come sta partendo la nostra mongolfiera per andare nel nostro hangar riscaldato. Si monta un po' la testa ogni tanto Gianluigi, ma insomma va bene, hangar, ok. Non so dove si mette la mongolfiera. L'hangar, è ovvio. Va bene, allora ci sentiamo martedì prossimo, che avremo altri nuovi ospiti. Grazie a tutti. Che sono già passati sono già stati sul nostro cestello, ma hanno cose nuove da raccontarci. Esatto, e quindi a martedì prossimo. Ciao a tutti. Siamo tutti autorizzati a mangiare molte uova di cioccolata e nessun agnello. E buona Pasqua, perché ci sentiremo il martedì dopo Pasqua. Ciao. Ciao a tutti.